Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. Scusi, ma lei chi è? Ah, ero senza microfono. Bentrovati sulle frequenze Radio Libertà, questa è Chilometro Zoom. E adesso, sappiatelo, avrò il grande e mitico Antonino Danna che mi sta per perculare, ma voi non sapete perché, perché mi state sentendo e non mi state guardando. Sì, no, scusi, io vorrei sapere lei chi cacchio è, mi perdoni, perché... Ma solo perché mi sono tagliato la barba non mi riconosci. Ah, mi sembrava il cognato di Lorenzo Viviani, veramente. Il cognato? E che ne so, sì, praticamente. Ma per quei 4 peli di barba che ho, caro Antonino. Allora dovrai passare al lato oscuro della forza, cioè usare il rasoio alla lametta. Dovrai farti la barba. Sì, la lametta quella a doppio taglio, ovviamente. Farti la barba col pennello, passarti l'allume. Sei perverso. Io penso, uso una crema che è fatta sulle alture di Genova e non dico... Sulle alture di Genova. Già, a Torbegna, per la precisione. Sì. Chissà quanto spendi solo per farti la barba. Pochissimo. Devi risparmiare, devi fare come noi liguri. Pochissimo, ma proprio perché sei ligure a maggior ragione radersi con la lametta costa niente. Tu pensa che un pacco di 100 lamette con 10 euro lo compri? Ma io mi ho pure di tagliarmi. Comunque, vabbè, è solo questione di fare pratica. Guarda, pure io stamattina mi sono tagliato qua sul mento, però è perché a un certo punto mi sono fatto fretta. Guarda, io ti voglio bene, Antonino, lo sai, e poi non voglio tediare né loro in regia né i nostri ascoltatori, che intanto saluto, gli abbraccio. Ciao Lorenzo. Dalla Spezia oggi dalla Spezia. Ma ti chiedo, ma perché devi essere così perverso
a usare metodi arcaici, non lo so. Mi voglio ricordare che le più belle parole io da Antonino Danna le ho ricevute battute a macchina ancora. Poi mi arrivi con la macchina fotografica analogica, con 32 scatti, non di più, così da 36, prego. 36 scatti, non di più. E poi ti fai la barba con la lametta stile anni, non so, 70? Anche prima, perché questo modello è stato brevettato da King Camp Gillette nel 1904. Ma vaffanculo, va. No, perché invece, visto Vabbè, che è così, sei perverso. Io guarda, sono anche perverso niente, intanto sono lamette che si possono riciclare. Primo, si possono riciclare, secondo, costano meno. Bravo. Terzo, i la rasoi vera sostenibilità è quella di Antonino, diciamolo. Terzo, i rasoi durano in eterno. Se proprio lo vuoi sapere, avantieri io mi sono rasato con un rasoio prodotto in Inghilterra nel settembre del 1973, che era di mio papà. Quindi... Bravo, mi piace. Contro il capitalismo, compagno Antonino, bravo, facciamo la roba per farle durare come una volta facevano così, le cose che duravano, che non si rompevano. Pensa, io ho un rasoio polacco, lo possiamo dire perché la fabbrica non esiste più, un Wisamet P1 Junior, completamente di alluminio, che è veramente una piuma sulla faccia, ed è praticamente economia socialista pianificata. Spettacolo, guarda. Veramente spettacolo. Comunque, dopo aver fatto questo piccolo intervallo sulla rasatura e sugli usi e costumi di Antonino Danna, possiamo passare a dirvi cosa avete appena ascoltato. Avete ascoltato Mother People dal 1968 direttamente, forse i primi album di Frank Zappa, che a quell'epoca erano le The Mothers, non so neanche se c'era Zappa. Mothers of Invention, bravissimo. Tra parentesi, il titolo, bravo, quasi mi fai citare quando sei così. Poi senza barba sei proprio bellissimo. Ragazzi, qua diventa tenerone, Ma lo sapete che tanto quando ci cacceranno alla radio noi faremo l'unione incivile, quindi ultra incivile. L'album era We're Only in It for the Money, esatto. che era un album meraviglioso. Andate a vedervi la copertina, perché era perculava un po' i Beatles, lo sfottò a Sgt. Pepper dei Beatles, che naturalmente era, insomma, in quel momento nella sua punta di massima popolarità, e quindi insomma c'è stato un po' questo sfottò di Zappa, e fra parentesi suonò, mi sembra, anche con John Lennon, Zappa. Sì, ha anche suonato con lui, sì. Detto questo, sono le 17:43. E allora io direi che possiamo giocarci un paio di minuti di diritto e rovescio con Pierluigi Magnazzi. Perché dopo avremo da parlare di una cosa molto buona che arriva dalle olive. Cosa sai? Indovinate? Diritto e rovescio. Tutti dicono motivatamente che l'intelligenza artificiale sarà il vero motore dello sviluppo economico dei prossimi anni. Ebbene, se si tengono presenti gli investimenti privati effettuati in questo settore, l'Italia purtroppo è il fanalino di coda in Europa, e l'Europa scompare rispetto agli Stati Uniti, che hanno investito in un solo anno ben 55 miliardi di euro in più dell'intero vecchio continente. Le differenze sono marcate anche fra i paesi europei, fra i quali il più attivo è il Regno Unito con 12 miliardi di euro, seguito sia pure a grossa distanza dalla Germania con solo 1,9 miliardi e dalla Francia con 1,7 miliardi. Fanalino di coda è l'Italia, ben distanziata purtroppo da tutti gli altri paesi europei di simile dimensione, visto che investe solo 56 milioni di euro, un quarto della Francia per rendere l'idea. Sullo sfondo ovviamente incombe la Cina, per cui l'Europa, se non si darà una mossa e non si vede come possa farlo, sarà schiacciata fra i due giganti. Questo del fatto che l'Italia non spende assai in tema di intelligenza artificiale, come diceva
nel diritto e rovescio Pierluigi Magnaschi, è una cosa che ha a che fare anche con l'agricoltura. Io mi immagino prima o poi un sistema di intelligenza artificiale che provvederà, e già comunque ci stiamo andando molto vicino, perché penso ad alcune soluzioni che sono state sviluppate in Israele o che sono state sviluppate anche in Europa, soprattutto nel dry farming, la cosiddetta aridocoltura. Certo. Pensate che ci sono dei sensori, reti di sensori in campo che valutano la quantità, per esempio, di umidità relativa del terreno e tarano quindi automaticamente l'impianto di irrigazione a seconda della coltura che c'è, ma per pensa non sprecare acqua. Ma pensa solamente anche a tutto l'utilizzo dei fitofarmaci, l'agricoltura di precisione, quindi insomma ce n'è di roba, però serve investimento, innovazione, serve investire. Ma abbiamo qua con noi il presidente dei Frantoiani, di Frantoiani è un parlamentare della Repubblica, dei Frantoi a livello nazionale, Federico di Confartigianato, naturalmente, Federico Fresa. Buonasera Federico. Buonasera, un saluto a tutti, grazie mille dell'opportunità anche. Grazie a te, grazie di portare una testimonianza, perché penso che siano anche ore di lavoro, penso che la frangitura comunque sia arrivi quasi a dicembre, insomma, il periodo sia questo, quindi siete in pieno lavoro. Proprio in questi giorni ho visitato vari frantoi che mi hanno chiesto naturalmente, mi chiedevano alcune notizie a livello legislativo, sono andato a vedere l'attività, bellissima l'attività ad esempio delle scuole che in questo momento, questo devo dire più verso la Toscana che verso la Liguria, però vanno a vedere, almeno dalle mie parti spezzine, vanno a vedere i frantoi che lavorano e quindi riescono ad entrarsi in queste realtà. L'oro verde, raccontaci come sta andando la stagione, com'è andata e cosa ti aspetti insomma fino al suo finire. Allora, ovviamente io come attività primaria sono in Liguria e il mio frantoio è in provincia di Imperia, che è diciamo un po' il bacino di produzione, la patria dell'olio ligure, anche come quantità rispetto anche alle altre province, però quest'anno da noi è stata un'annata finalmente, dopo 2 anni difficili, abbondante, importante, di qualità, tra l'altro, perché le olive sono veramente belle, sane e quindi siamo fiduciosi e contenti della stagione nelle nostre zone. Ovviamente in veste di presidente comunque a livello nazionale, sul resto dell'Italia quest'anno la produzione non sarà una produzione come l'anno scorso, sarà una produzione minore e ovviamente quello si ripercuote anche un pochettino sui prezzi che quest'anno l'olio avrà poi al consumatore finale. Assolutamente, ma ti faccio una domanda, scusami Federico, sì, ecco, certo. Ma cosa bisognerà fare? Perché noi abbiamo, ti faccio questa domanda semplice, Spagna che investe e ha investito con addirittura proprio un'agricoltura intensiva sull'olio. Abbiamo zone d'Italia dove si spentano i vigneti, oppure dove si fa uva a poco prezzo. Quale sarebbe la cosa pragmatica? Molti, anche, fra parentesi, anche del mondo del vino mi dicono, per fare prodotti a basso costo converrebbe, soprattutto anche per certe zone in cui il clima veramente è cambiato radicalmente, sarebbe meglio piantare, ecco, ma potremmo fare questo scatto perché se siamo campioni sicuramente in qualità, ci manca veramente questa forse messa a sistema nel poter implementare le produzioni per non passare e scendere continuamente lo scalino della produzione rispetto ad altri paesi che sembrano molto più agguerriti di noi sulle produzioni di olio. Cosa si potrebbe fare secondo te? Allora, diciamo, tu stavi parlando della Spagna, quindi di questi oliveti super intensivi. La Spagna, giusto per dare un dato anche per chi ti segue, in questo momento in annata di carica riesce a fare 2 milioni di tonnellate. Noi quest'anno, che è un'annata non di scarica completa, ma un'annata un pochino più piccola della norma, faremo dalle 250.000 alle 300.000 tonnellate. Ovviamente quello è un problema, anche perché a livello di consumo l'Italia si è persa su 1 milione di tonnellate e quindi ovviamente da qualche parte quest'olio deve arrivare e da qualche parte qualcosa, se tutti vogliono consumare, deve arrivare per forza dai paesi esteri. È ovvio che
degli investimenti anche nella crescita produttiva devono essere fatti. Poi potrebbe esserci una strada italiana che potrebbe essere quella di non andare verso un super intensivo e verso un prodotto di massa, ma potremmo fare un intensivo italiano di qualità importante, di qualità alta, che possa avere remuneratività per l'agricoltore e dare un prodotto eccezionale al consumatore finale. Il futuro deve essere quello, gli investimenti, come in tutti i lavori, la redditività di un'azienda arriva anche dagli investimenti in innovazione, in miglioramento della qualità, miglioramento del processo produttivo, in investimenti in quella direzione lì. E quindi il futuro è investire nella produzione, nella produttività, nella qualità, nel miglioramento degli impianti e nel miglioramento anche delle buone pratiche agricole, sicuramente, dal fitofarmaco a tutto quello che è la lavorazione delle campagne. Perfetto. Presidente, sono Danna. Senta, le volevo chiedere questo: come cambia la dimensione del frantoio e del frantoiano? Perché voglio dire, io vengo da un mondo nel quale generalmente funzionava che il frantoiano si pagava una parte in denaro e una parte di prodotto per la pressata, se si usava la superpressa, o per la molitura che veniva fatta dell'olio. Ora, i frantoi, lo diciamo anche per i nostri ascoltatori, non è che fanno solo la stagione, mi corregga se sbaglio, non è che fanno solo la stagione dell'olio, naturalmente poi dopo si lavora con i palmenti, si lavora anche per il vino e così via. Ma la cosa più interessante è questa: come può il frantoio uscire dalla sua dimensione artigianale e diventare un prodotto, diciamo così, all'altezza del XXI secolo? Cioè, per esempio, immagino automatizzazione, immagino la possibilità di prenotare elettronicamente il proprio turno per quando si va a fare la frangitura delle olive e così via. Cioè, quanto c'è da fare per portare i frantoi nel XXI secolo? Allora, io le dico che questa transizione, diciamo, e queste innovazioni sono oggi in corso. Tant'è che il frantoio, come si ricordava lei, di anni fa, non esiste praticamente più. Nessun frantoio ormai è rimasto un frantoio conto terzi che fa solo lavorazione per terzi e basta. Ormai il frantoio è diventato un'azienda che copre tutte le fasi della filiera. Quindi abbiamo frantoi come, ad esempio, la mia azienda, come tante aziende che abbiamo anche qua in Liguria, che sono diventati agricoltori, quindi abbiamo magari 20-25 ettari di oliveto da coltivare, ci seguiamo la trasformazione nel frantoio e poi abbiamo tutta la parte dell'imbottigliamento e della vendita che deve riempire poi tutto l'anno, perché comunque tu produci, stocchi, vendi, fai linee di imbottigliamento, fai dello stoccaggio in atmosfera controllata con l'azoto per avere un prodotto che rimane stabile nel tempo, imbottigli e vendi. E quindi ormai la figura del frantoiano di una volta, che faceva frantoiano prima 3 mesi, lavorava 3 mesi e poi chiudeva il frantoio, non esiste più. L'innovazione tecnologica c'è stata, tutti questi processi che mi diceva, ormai si viaggia a prenotazione per i conto terzi, hai la giornata piena divisa in orari, la gente arriva all'orario che gli hai prestabilito, paga la molenda, ci sono tanti che ti vendono le olive, ci sono tanti che in parte ti vendono le olive e in parte si fanno le olive per loro e si fanno l'olio per casa, come succedeva una volta, come succede penso in tutte le regioni olivicole d'Italia. Quindi questa innovazione, come dice lei, è necessaria per chi vuole arrivare al XXI secolo e per chi vuole continuare a lavorare e continuare a fare questo lavoro. Ormai essere frantoiani e basta non regge, ma non può neanche più esistere, solo anche per una questione di adempimenti burocratici, problematiche amministrative. Ormai siamo come tutte le aziende, multitasking, facciamo tutto. Poi siamo aziende per la maggior parte familiari, quindi tutti fanno tutto, come si suol dire. Certo. Senta, un paio di giorni fa sulla Stampa, nell'edizione di Sanremo, di Imperi e Sanremo, mi scusi,
Leggevo che i frantoi hanno problemi con lo smaltimento della sansa. Che sta succedendo? Allora, la sansa, lo diciamo noi, per gli ascoltatori, è quella pasta che residua dopo appunto il lavoro di molitura. Prego. Ecco, allora guardi, le posso dire in diretta perché è una diciamo una soluzione che è stata ufficializzata questa mattina con un incontro con l'assessore Piana della Regione Liguria, con l'assessore all'agricoltura e con il presidente della provincia, la nostra provincia, Claudio Scaiola. Siamo riusciti a diciamo risolvere un problema enorme che era quello della chiusura dell'unico sanzificio che abbiamo in provincia di Imperia. Quindi questa chiusura avrebbe provocato un blocco completo dell'intera filiera, dall'agricoltore che raccoglie al frantoiano che frange a tutto il resto che poi viene dopo, e è stata una corsa contro il tempo questa settimana, dal lunedì scorso, e finalmente abbiamo un po' risolto il problema, ovviamente in maniera emergenziale, quindi avremo un sito di stoccaggio a cui noi porteremo la sansa, e da lì la sansa finirà in Toscana, un sansificio grande che farà il lavoro che il nostro sansificio non fa più. È ovvio che è una situazione che andrà avanti fino a fine stagione, e poi a gennaio abbiamo l'impegno con le istituzioni provinciali e regionali di metterci a un tavolo e di creare un metodo che possa andare bene poi dalla prossima stagione in avanti, di gestione delle sanse, sicuramente con un investimento di qualche privato che cercherà di sostituire chi ha deciso di smettere. Lorenzo. Federico, prima di lasciarci, consiglia un prezzo sotto il quale non è un olio, diciamo, decente, perché di solito lo chiediamo perché molte volte la gente pensa di comprare l'olio d'oliva. Secondo te quanto si aggirerà il prezzo dell'olio quest'anno? Oggi, con i prezzi che ci sono delle olive che vanno dai 160 ai 180 euro al quintale, indistintamente quest'anno dalla regione di provenienza, perché è un prezzo generalizzato in tutta Italia, non si può comprare della roba genuina, italiana, vera, a meno di 15 euro. Anche perché il conto si fa anche presto a fare, proprio il conto della serva, come si diceva una volta, e è il conto che è 160 euro. La media della resa di un quintale di oliva è da il 10% al 14%. Quest'anno la media è stata quella, e quindi 1 più 1 fa 2, e quindi i conti sono quelli. I 15 euro secondo me è proprio reso a casa, imbottigliato ovviamente, con tutti i crismi che ci devono essere, è il prezzo per cui una persona sa di comprare dell'olio italiano buono e vero. È ovvio che non parlo del comunitario, che avrà un altro mercato, ma un altro prezzo, probabilmente nei supermercati quest'anno dell'olio comunitario a 7-8 euro ci sarà di nuovo, ma poi bisogna vedere il consumatore quello che vuole comprare. L'importante è che l'acquisto sia un acquisto consapevole. Bravo. Se L'importante è avere subito deve essere scritto sull'etichetta, e devi comprare del comunitario, sapere che compri della roba che non è italiana. Se compri dell'italiano al 100%, sai che compri dell'italiano al 100%. Il problema poi è sempre lì. Per non dire un'altra parola, Federico, mi arrabbio quando sulle bottiglie vedo tutti i richiami che possono richiamare l'Italia, ricordare le nostre tradizioni, il formato, le immagini, e poi vedi provenienza UE. Mi fa abbastanza incazzare. Federico, io ti ringrazio per le informazioni. Siamo in scadenza. Saranno e saranno sempre di più. Grazie a voi. Grazie. Ringraziamo Federico Fresia di Confartigianato a livello nazionale. Insomma, ci risentiremo. Grazie. Grazie ancora. Grazie a voi. E allora, Antonino. Allora, noi cediamo. C'avevi la lacrimuccia. C'aveva la lacrimuccia quando gli ha detto che i frantoi non sono più come se li ricordava lui. T'ho visto io. Sì, ma io stavo parlando del 1996. Sei un nostalgico. Sei vecchio. Vabbè, però abbiamo dato anche una notizia in diretta. Il problema della sansa in eccesso nell'imperiese si è risolto, quindi se avete da portare... Ora non vorrei dire una stupidaggine, diventa quasi un rifiuto speciale, quindi deve essere trattato, portato, smaltito, quindi insomma non è una cosa semplicissima. Esatto. Ma sono le 18, e alle 18 cosa succede? Alle 18 cediamo la linea liberamente del direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti. A dopo.
Vai! Sempre più liberi,